in collaborazione con Cerniera fra 3 regioni, Veneto, Lombardia e Trentino, circondato da colline e moreniche che rendono più dolce il paesaggio. Il lago di Garda è il più grande bacino d'Italia. Ma siete davvero sicuri di conoscerlo a fondo? Ad esempio, ci sono 5 piccole isole all'interno. I piatti tipici hanno pesci di lago, ma anche tanti prodotti dell'entroterra. E quanti vini! Un piccolo tour tra borghi, parchi, porticcioli e menù, in particolare della costa orientale. Come vengono svolti i controlli delle derrate alimentari e dei mangimi per la zootecnia provenienti da paesi extraeuropei? In questa puntata siamo andati a Bruxelles, alla Commissione europea e al porto di Anversa in Belgio, che per grandezza è il secondo porto d'Europa, per conoscere come vengono applicati i controlli sulle merci provenienti da paesi terzi per verificare la conformità dei prodotti in entrata ai requisiti richiesti. Ad accompagnarci sono stati i tecnici e i responsabili di settore della DG Sante, ovvero la Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare, che elabora anche, tra le sue competenze, la regolamentazione europea per autorizzare e monitorare la disponibilità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali per uso umano e veterinario. Ed eccoci sul lago di Garda, un tempo chiamato Benatus. Quasi sicuramente l'origine è celtica e da alcuni era venerato invece come dio Benatus, personificazione stessa del lago, talvolta associata al culto del dio Nettuno. Oggi è meglio noto come lago di Garda, che è un altro toponimo attestato questo fino dal Medioevo. L'origine è germanica e deriva da quello dell'omonima cittadina sulla sponda veronese del lago, appunto Garda, che insieme a un'altra celebre località del lago, Gardone Riviere, e altre meno conosciute come Gardola, Gardoncino, Gardoni, Guardola e Le Garde, testimonia la presenza germanica che va dal VI all'VIII secolo, in particolare quella longobarda. Tornando a Benaco, alcune curiosità rispetto a questo lago che è il più grande d'Italia. Dovrebbe essere confrontabile con l'irlandese Bennack e significherebbe cornuto, ma a causa dei molti promontori che sono presenti lungo le coste. A sud del lago di Garda, tra Brescia, Mantova e Verona, si sviluppa un grande anfiteatro morenico, ovvero un susseguirsi di cerchie collinari con interposte piccole aree pianeggianti, in alcuni casi palustri. Un'altra curiosità di questo lago è che, anche se pochi le conoscono, racchiude addirittura 5 isole, tutte di dimensioni piuttosto ridotte. La più grande è l'isola del Garda, su cui nel 1220 San Francesco d'Assisi fondò un monastero, soppresso poi nel Settecento. Oggi sorge un palazzo ottocentesco in stile neogotico veneziano. A breve distanza si trova la seconda isola per dimensioni, l'isola di San Biagio, anche detta dei conigli, in quanto nel XVI secolo c'erano proprio numerosi conigli che abitavano questa isola e offrivano cacce abbondanti. Uno dei fenomeni caratteristici del lago è quello delle sesse, ovvero un repentino innalzamento del livello del lago, mediamente di 30 cm, collegato a un calo improvviso della pressione atmosferica che può durare anche una giornata intera. Altro fenomeno è quello delle correnti, movimento di una massa d'acqua in una direzione diversa rispetto all'acqua che la circonda.
ponti, canali, chiese, cinta murarie, palazzi signorili e tanto altro ancora. È la magia di Peschiera del Garda, piccolo borgo lacustre che sorge all'estremo sud dell'omonimo lago, il lago di Garda, bacino più grande d'Italia. Peschiera è famosa per la sua fortezza che dal 2017 è patrimonio UNESCO. La location forse più famosa di tutta Peschiera è il canale di mezzo. Ci sono 2 ponti che attraversano questo canale, il ponte di Via Cordigero e il ponte dei Voltoni. Da entrambi potrete avere una visuale bellissima sul centro del paese e sul lago che la circonda. L'unico modo per accedere al centro è attraversare i ponti esterni alle mura e passare attraverso le antiche porte della città. La porta che si affaccia ad ovest si chiama Porta Brescia ed è parte integrante delle mura che costeggiano il centro della città, mentre la porta che si affaccia a est si chiama Porta Verona, costruita attorno al 1500 e poi distrutta da Napoleone, oggi comunque ricostruita con le sembianze originali. Poi c'è il bellissimo lungo lago Mazzini, passeggiata di 700 metri che offre una magnifica visuale sul lago, ma splendidi sono anche i tantissimi ponti che si rincorrono tra le mura e l'acqua del fiume. Sorge in una posizione strategica sullo sbocco del Mincio, il fiume immissario che esce dal lago di Garda per poi andare a gettarsi nel Po. La cittadina è di origine romana, ma la sua urbanistica venne stravolta in epoca medievale, quando per costruire le fortificazioni difensive venne deviato il corso del fiume, creando 3 diversi rami di uscita dal lago che si incontrano a sud del centro storico. Il risultato fu una fortezza inespugnabile che fece di Peschiera un luogo strategico per la difesa militare, per i commerci durante la Repubblica di Venezia, ma anche durante il dominio austriaco. La fortezza, tutt'altro che un semplice castello, è proprio un edificio militare di forma pentagonale lungo le sponde del Mincio. Al suo interno è racchiuso il caratteristico centro storico a forma di stella. Dal 2017 anche la fortezza di Peschiera è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità UNESCO. Tra gli edifici storici presenti all'interno della fortezza c'è la Palazzina del Comando. Dentro a questa elegante costruzione neoclassica lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano decise la linea difensiva da tenere dopo la disfatta di Caporetto. Si può bere, mangiare, fare aperitivi, pranzi e cene praticamente ovunque, tantissimi bistrò, tantissime le location, ma una meravigliosa all'interno di un comando militare ottocentesco sapientemente ristrutturato con il retro che dà direttamente sul porticciolo di Peschiera. Si tratta della dispensa degli ufficiali. Peschiera è la città più a ovest della regione del Veneto, ai piedi delle colline moreniche, completamente circondata da canali, e il centro storico è chiusa da queste mura che hanno cambiato il corso naturale dei fiumi. Dalla città parte una lunga pista ciclabile attraverso cipressi, uliveti, gli antichi mulini, oltre 42 chilometri, fino ad arrivare a Mantova. C'è poi un altro percorso che attraversa il parco del Mincio, costeggiando il fiume.
Costa orientale del lago di Garda, Bardolino. Il territorio di Bardolino si sviluppa completamente all'interno del grande anfiteatro morenico del Garda. Ha un porticciolo incantevole dominato dalla storica dogana veneta ed è completamente pedonale. Bardolino sulla riva orientale del lago di Garda. Sicuramente è estremamente famosa per i vini, ma non solo, perché ci sono altre colture importanti come ad esempio l'olio extravergine di oliva. Bardolino rosso, chiaretto, ma anche lugana accompagnano i tantissimi piatti locali a base di carni, prodotti dell'entroterra, ma anche a base di pesce naturalmente di lago. Non bisogna dimenticare che le attività economiche di Bardolino si legano oggi al turismo naturalmente, ma in particolare nel passato, ma tuttora, soprattutto alla pesca. Bardolino, paese di lago, tradizionalmente un'occupazione importante, quella della pesca per i suoi abitanti, fonte di ricchezza. E nel corso del Medioevo Bardolino assunse una struttura definita a pettine, a lisca di pesce. Il piatto tipico di Bardolino, ma di tutto l'entroterra gardesano, sono i bigoli con le sarde, pasta fresca all'uovo condita con alici, aglio, olio extravergine del Garda e prezzemolo. Altro piatto locale è il risotto al tastasal, preparato con un tipico impasto di carne di maiale macinata, salata e peppata. Bardolino dopo il tramonto, la sera e la notte. Sirmione, detta la perla del Garda, e in effetti così è, anche perché conserva molte aree intatte del borgo medievale e in particolare l'entrata è proprio attraverso il castello scaligero. Ci gustiamo ancora per qualche istante queste suggestive atmosfere del lago di Garda, poi una piccola pausa, la linea a cielo aperto e noi ci rivediamo nel finale di puntata ancora sulla costa orientale del bacino più grande d'Italia.